Siamo negli studi di Radio Venezia per la nostra consueta rubrica del venerdì, lo Zoom del Gazzettino. Con noi un volto noto, Marco Bampa, vice capo servizio del Gazzettino. Allora, la notizia della settimana, direi sicuramente la mobilitazione dei forconi. Sì, una mobilitazione che ha visto insomma ben 3 presidi nella nostra provincia, uno a Portogruaro, uno qui a fra Mestre Marghera in Via della Libertà e un terzo a Chioggia. Presidi che insomma ha creato qualche disagio al traffico, alla circolazione, insomma, perché qua in Via della Libertà insomma verso le 5 di sera con il rientro dei lavoratori, quindi con l'intensificarsi del traffico, si sono messi ad attraversare la strada, quindi hanno creato qualche disagio, ma disagio diciamo così abbastanza contenuto. Beh, molto di più devo dire nel Trevigiano, a Vicenza, a Verona hanno bloccato, hanno creato rallentamenti. Infatti è stata, stavo dicendo, una puntata molto più morbida rispetto ad altri luoghi d'Italia dove ci sono stati addirittura anche degli scontri, insomma, tafferugli con le forze dell'ordine. Qui invece abbiamo assistito a scene molto molto distese, per esempio a Portogruaro, insomma, gli agenti della polizia a un certo punto la scorsa mattina si sono tolti il casco proprio quasi per dare un segno di disgelo, di distensione, no? A significare siamo qui perché dobbiamo, ma insomma non ce l'abbiamo con voi. Anzi, al contrario, il COISP ha addirittura detto che condivide la lotta, no? Sì, esattamente, insomma, è una lotta che condividono in molti. Tra l'altro oggi riportiamo quello che ci ha raccontato il direttore di Equitalia, qui della regione, della sede regionale qua che proprio in via Torino, che ieri ha avuto la visita di un gruppo che fa parte del presidio, quello di Mestre, che li ha accolti. C'è stato un dialogo insomma di qualche minuto, al termine del quale lui ha raccontato che le proteste sono in qualche modo condivisibili, cioè sono problemi reali quelli che portano queste persone. Questo movimento ha un limite, non ha una testa, non ha un leader che può magari trasformare la protesta in proposta, no? Sì, questo forse è quello che manca ancora, no? È un movimento assolutamente trasversale, come dicevi tu, non ha un capo ancora carismatico, non so se riuscirà a trovarlo adesso con questa fase di protesta che si allunga e continua ad allungarsi. Oggi siamo, ricordiamo, al quinto giorno di protesta. Se dovesse trovarlo, ecco che allora questa, che appunto è una forma di protesta, diventerà proposta e allora si potrà articolare anche in qualcosa di più concreto rispetto alle richieste che queste persone fanno nei confronti di chi ci governa. Certo. E speriamo anche che abbia successo, se non altro perché ha avuto anche delle ricadute negative su chi doveva trasportare le merci in questo momento, in questo periodo, in questi giorni. Senti, la notizia concludiamo velocissimamente: c'è un bimbo bengalese che troverà sotto l'albero di Natale una bicicletta. Non gliel'ha portata Babbo Natale? No, gli ha portata tanti Babbi Natale, se vogliamo così. C'è una colletta della comunità mestrina, nel senso che questo bimbo era stata rubata la bicicletta che gli è stata regalata dalla madre e che non gli era ancora stata consegnata. È scattata questa gara di solidarietà, una raccolta di fondi, la bici è stata ricomprata ed è stata consegnata a questo bambino e così insomma ha potuto ritrovare il sorriso. Bene, concludiamo qui allora questa rubrica di oggi, ci rivediamo venerdì prossimo, grazie a Marco Bampa. Ciao Maria Stella, un saluto a tutti.